Il non voto premia l'irresponsabilità. Quali sono queste cose? Certo. Secondo noi l'irresponsabilità è votare chi palesemente, tutti da destra a sinistra, hanno detto che spreca i nostri soldi, ossia quegli enti come le province, le quali funzioni possono essere svolte meglio e con meno costi da altri. Non è una posizione ideologica. Rispetto ai costi, allora ci sono 115 milioni di euro di soli stipendi dei politici provinciali, 115 milioni di euro, ai quali si vanno a sommare circa altri 300 milioni di euro all'anno di cariche che noi non riassumeremo, quali i segretari generali, i dirigenti da 200.000 euro, alcuni uffici stampa che prendono più dei presidenti della provincia stessa e avanti col carro, via. Poi rimangono i 60.000 dipendenti assunti con concorso. Quei 60.000, nel momento in cui oggi la provincia ha oltre il 45%, spende i propri soldi per mantenere se stessa, di quei 60.000, 30 o 40, 35, secondo la nostra stima, potrebbero essere ricollocati negli enti comuni e regioni per svolgere le stesse funzioni che svolgono oggi. 15 o 20.000 dipendenti potrebbero essere reinvestiti nel mondo del lavoro pubblico in servizi veri ai cittadini, non in burocrazia, asili per esempio, assistenza sociale per esempio, e per esempio un passaggio anche ai tribunali per aiutare il processo civile ad esempio ad uscire dalle secche in cui è. Sì, qua tutti parlano di abolizione degli sprechi, io vorrei solo ricordare che è stato Italia dei Valori con il Presidente Di Pietro e con il gruppo parlamentare che ha fatto approvare una legge che ha eliminato le circoscrizioni nei comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti. Abbiamo risparmiato e risparmiamo 1 miliardo all'anno, nessuno lo sa, pochi lo sanno, è il famoso cartello della bistecca, adesso ce n'è un altro che poi, di cui poi parlerò, è del pollo spennato, perché ho sentito il collega parlare di sprechi di Roma, ma insomma non è che la Lega mi sembra che non abbia partecipato agli sprechi, perché per, scusami, sai, per sprechi intendendosi per sprechi i 1.000 miliardi di lire dati a Roma, i 1.000 miliardi di lire dati a Napoli, lo so, ho capito. Bugie, erano fondi FAS, sono dati di fatto, sono dati di fatto, vi dispiace che le diciamo, ma è un dato di fatto. Ma non è questione di destra-sinistra, noi non ci identifichiamo. Basta. Bortoluzzi, scusami, io non mi... Scusami, lasciatemi solo finire. Allora, il tema è che noi siamo per l'abolizione delle province nei tempi che sono dovuti dalle leggi e dalla Costituzione. Però noi non siamo per il non voto, perché il non voto vuol dire cedere il passo su un governo, su un'amministrazione che comunque bisogna governare. C'è poco da fare, è inutile. Io il non voto cosa vuol dire? La disobbedienza civile non serve a nulla. Questo lo dico io, per carità di Dio. Lo dice anche Italia dei Valori. Comunque sia, votare vuol dire anche cercare di amministrare e avere il voto del cittadino, vuol dire cercare di avere il voto dei cittadini e cercare di amministrare bene anche le province, fino a quando ci saranno.